Sono venuto qui dove c'erano le antenne per vedere se c'era un posticino dove mangiare, ma la risposta è no. Quindi torno indietro, qui è anche un po' pericoloso. Buon appetito qua a Spitz. Guardate qua che stupendo. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova escursione. Oggi siamo nella Val di Zoldo, qui nelle Dolomiti Bellunesi. L'escursione di oggi parte dall'abitato di Chiesa e va verso lo Spitz de Zuel. Già, visto che i nostri follower sono esigenti, noi li accontentiamo sempre. Oggi è il 5 di febbraio, giusto? Esatto. Quando siamo scesi dall'auto c'erano meno 4 gradi. Meno 4, erano le 9:30. E siamo partiti da un'altitudine di 1250. da Chiesa. Buona visione! Il sentiero percorre una comoda forestale. Noi l'abbiamo trovata ghiacciata e quindi usiamo i nostri ramponcini. Allora siamo qua a Solandre, 1500 e rotti. Continuiamo per il 557 qua verso Casera della Grava, 20 minuti. In alternativa qua giù c'è un bivio. Lì c'è il cartello per bivacco Grisetti. Alla sinistra del sentiero che stiamo facendo abbiamo la vista sulla Moiazza e sul Civetta. Quindi qui da questa parte c'è tutto il gruppo del Civetta. In questo momento siamo appena usciti dal bosco e guardate il panorama assurdo. Che posto incantato è. Qui abbiamo la Moiazza. Oh. Wow! E arriviamo in vista della Casera Grava Malga. Guardate che roba. Adesso sono le 10:40. Ci abbiamo messo 1:15 ad arrivare qua alla Casera della Grava, 400 metri di dislivello e con tutte le... ci abbiamo messo 1:10 con le soste, metti i ramponcini, togli il giubbotto, solite cose, insomma, un po' di foto, video, eccetera. Adesso diamo un'occhiata a questa Malga Casera. Allora, qui alla Malga d'estate c'è possibilità anche di acquistare del formaggio fatto proprio qua in Malga per chi è interessato. Adesso d'inverno naturalmente è chiusa. Ho dato un'occhiata in giro per vedere se c'è qualche locale adibito, no, a bivacco, ma no, è tutto chiuso, niente. Comunque ci sono delle belle panchinette al sole per fare una merenda. Infatti noi adesso cosa facciamo? Una merenda. Allora qua Jenny ha uscito il... Esci la merenda. Esci la merenda. Cosa abbiamo? Biscottini Dell'autogrill. dell'autogrill, tè alla menta e Anche degli altri. il mio sedile per il sedere, grazie. Ah, ok, Ci bravissimo. vediamo lì al sole.
Sì, panca al sole tutta la vita. Aggiungiamo un po' di frutta secca. Il tè caldo. Adesso, dopo la pausa che abbiamo fatto ieri a Casara, li abbandoniamo per il momento. Qui siamo circa a metà del percorso che dobbiamo fare, perché adesso per arrivare al Spitz des Duel sono altri 400 metri di dislivello e circa un'altra ora e mezza, un'ora e 40. Proseguiamo, Roger? Sì? Posto? Ma il panorama ti piace? Che roba? Ma che meraviglia è da qua. È un Faccio posto... una foto dopo perché adesso ho appena messo il guanto. Benissimo, questo è uno dei sentieri qua della Val di Zoldo più gettonati, bellissimo, super consigliato. Troviamo infatti subito questo cartello che siamo qua a Casara della Grava e adesso prendiamo il 584, quindi cambiamo sentiero qui a destra verso Spitzzuel o Agnelessa di là. Perché anche sciatore. Allora arriviamo a questo punto dove vediamo già il nostro punto di arrivo. Guardate là. Siamo quasi. Sbaglio c'è. Ora siamo quasi arrivati alle Spitz del Duel, che è dietro quella pianta. Oh! Voi vi sentite come persone. L'ultimo pezzo. La finta. Naturalmente scelgo questo momento per fare il video così cade meglio. Siamo quasi arrivati. E che sopra sulla croce, sulla cima, c'è pieno di gente e c'è un metro, quindi adesso vediamo. Andiamo a vedere il panorama intanto. Pericoloso, sai? Pericoloso, muori. Quello è l'Antelao. Quello è l'Antelao, scusa. Pelmo super. Siamo arrivati in cima Spitz des Duel. C'è un bel po' di gente. Cerchiamo di non inquadrarli. Dalla Malga giù al Spitz 1 ora e 20. In totale dall'inizio 840 di dislivello positivo e siamo a 2070 di altitudine. Belle. Però insomma abbastanza semplice il sentiero che viene su, perché anche il sentiero è un simile forestale, quindi basta salire, vero? Io speravo solo un pochino più divertente. Insomma, Sì, abbastanza fatto a va. strada, quindi... No, questa da sola si è infiltrata nel discorso. Facciamo foto copertina così? No, da sotto io la volevo. Come da sotto? Da sotto sei tipo grandangolare, riesci a appoggiare per te con la tua scarpa? No, mi metto così. Ok. No, sto filmando, faccio foto copertina. Speriamo che venga qualcosa. Copertina. So se sono venuta fuori tutto. Allora, dalla croce che è là,
Sono venuto qui dove c'erano le antenne per vedere se c'era un posticino dove mangiare, ma la risposta è no. Quindi torno indietro, qui è anche un po' pericoloso. Andiamo in cerca di un altro posticino che non abbiamo voglia di tornare fin giù. Abbiamo fame molto prima, tipo adesso. Allora, due simpatici ragazzi ci hanno lasciato il posto, tipo li abbiamo mandati via. No, non è vero. Così abbiamo una super location qui per mangiare, qui vicino allo Spitz, qui sotto le antenne diciamo. E abbiamo l'Antelau qua che ci sfuma alle spalle. Allora c'è Arietta che arriva, però insomma cerchiamo di arrangiarci lo stesso. Adesso ci facciamo un pranzettino super. Adesso vi faccio vedere il pranzo. Comunque intanto abbiamo messo su dei funghi. Guardate qua. Tanto i funghi, poi vi faccio vedere il resto. Allora, abbiamo usato la ciaspola come base per il fornellino. E adesso poi vi faccio vedere comunque ho messo su l'acqua per fare la fregola, ceci e funghi che avete visto prima. Lascio chiusa, poi vi faccio vedere se si raffredda troppo velocemente. Come vanno i rami, amore, sopra in testa? Un po' invadenti. Dove vai? A farti una foto dal basso. Vai allora. C'è intanto ha tagliato un po' di formaggio, vero? Un po' di grana. E intanto che qua ci vuole un po' di tempo a fare ste robe, quindi attenzione se contate di cucinare sta roba a questo freddo, vero amore? Ok, guardate qua, quasi pronta. E adesso mangiamo. Buon appetito qua a Spitz. Guardate qua che stupendo. Focus. Ora è fregola, ceci, funghi. Abbiamo mangiato, abbiamo lasciato tutto pulito in ordine, qua le immondizie ce le portiamo a casa come sempre. E un husky ci ha quasi mangiato le pappe. È arrivato, non ho filmato, è arrivato e ci hanno usato tutti, aveva a mangiare, aveva fame, allora gli ho detto alla padrona guarda che ha fame, insomma dategli a mangiare sti cani. Comunque non abbiamo bevuto il caffè, non perché non ce li abbiamo, ma perché c'è troppo freddo e ci mette troppo tempo. Andiamo fin giù alla Malga perché comunque dobbiamo fare il stesso sentiero che abbiamo fatto a venire su anche a venire giù. E andiamo alla Malga a bere il caffè se c'è il sole. Andiamo? Sì. Quindi si procede. Adesso sul Spitz c'è solo una persona. Invece prima c'era il pienone. Vediamo se abbiamo i bastoncini giusti. Io ho quelli della Gia e lei ha i miei. Ottimo. Tutto regolare. Pulito, non abbiamo lasciato immondizie. Via. La carabetta. Ma cos'è sta roba? Panorami brutti. Stiamo andando giù abbastanza velocemente, siamo quasi arrivati perché la Malga è lì, quindi lì è metà strada e mi si è ghiacciata la barba, quindi deve esserci freschetto perché lì dovrebbe esserci l'ultimo po' di sole, dovrebbe esserci un'altra mezz'oretta e invece la nuvola lo ha coperto, come da previsioni. Noi guardiamo sempre le previsioni prima di fare un sentiero e dicevano che dopo mezzogiorno cominciava a essere nuvoloso fino a sera, quindi ci indovinano, anzi c'è stato il sole fino alle 13:30. Siamo arrivati alla Malga in un batter d'occhio e adesso caffettino perché qui non c'è vento, vero? Lì. Sì, c'è un po' di riparo. E qui alla Malga ci facciamo un bel caffettino e anche delle merende, che ci siamo dimenticati della roba che avevamo da mangiare, io ho una fame nera. Guardate che bello! Che bello quando... Oh, guarda, aspetta a me che sta scendi dal tetto! Fett! Ah là! E io che vai a farti del male. C'è gente che fa la pipì qui, fanno proprio schifo le persone.
Arriva, arriva. Super. Buon caffè. Tac. Alla fumante. Super. E paninetti? Apro io, che tu hai le muffole. Anche la merenda è andata a buon fine. Adesso anche qui abbiamo lasciato pulito in ordine, non fazzoletti, banane, schifezza che fa la gente di solito. E ci vediamo alla macchina col resoconto, vero? Guarda che bello che è uscito il sole a di fronte. Adesso andiamo verso il sole. Sei? Sono tutto infarnato. Quanti gradi ci saranno? No, sono a meno 10 forse. Non c'è neanche distante, siamo a meno 8. Bella luce! Siamo quasi arrivati alla macchina, state lì che abbiamo un sacco di roba da dirvi. Quasi 13 km, 860 di dislivello positivo, 5 ore e mezza in cammino e un panorama veramente eccezionale, vero? Super freddo però, naturalmente in alto se c'erano meno 4 gradi a 1200 a 2000 metri, insomma sicuramente c'era più fresco. Sappiamo, ma c'era fresco. In più c'era anche un bel po' di arietta, quindi vi ricordo di iscrivervi al canale e ci fa molto piacere perché così ci dà nuova linfa e energia per fare i prossimi video escursioni. Prima chiacchierando, bevendo il tè dal thermos, è venuto fuori che la mamma di Fabio si portava il brodo caldo nel thermos. Perché quando si andava in gita nel thermos c'era il brodo caldo e portava via il pane per farmi la suppa dalle nostre parti, sì, così. Quindi voi da bambino naturalmente. Siete più light backpacking o sfidate la legge di gravità, vi portate dietro il thermos e cosa ci mettete dentro, che sono curiosa, perché io stamattina ho fatto il tè verde e la menta, approvato, però siamo pronti a nuove bevande, fateci sapere, no il brodo però Scrivetelo qua sotto. A proposito del qua sotto, in descrizione di tutti i video che facciamo vi ricordo che ci sono sempre il punto di Google Maps di dove parcheggiamo, il link per scaricare la traccia GPS, tutte le informazioni di che giorno è, il dislivello, la lunghezza, i numeri di sentiero, insomma un sacco di informazioni utili. Le informazioni sull'attrezzatura che usiamo e che indossiamo. Quindi giù in descrizione trovate sempre un sacco di informazioni se vi interessa fare i percorsi che facciamo anche noi. Oppure se qualcosa manca ce lo chiedete e noi rispondiamo. Nei commenti. Adesso andiamo in cerca di una pasticceria. Cosa? Pasticceria? Sì, e forse anche di una pizza perché tanto a noi piace pizza. E vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima escursione. Ciao!